Erano da poco passate le 8 di questa mattina quando qui in via Pilastro a Lusiana, all'interno di questa officina metalmeccanica, si è consumata la tragedia. Un uomo, Mario Pivotto, di 75 anni, che si trovava da solo all'interno proprio del locale, è rimasto vittima di un incidente mortale. Le dinamiche dell'incidente sono al vaglio delle autorità, ma da una prima ricostruzione dei fatti sembra che l'uomo, nel tentativo di riparare un muletto guasto, abbia incidentalmente attivato la leva del montante, rimanendo schiacciato fra la cabina e l'elevatore. Il corpo del 75enne è stato notato da un passante che ha dato l'allarme. I vigili del fuoco sono arrivati da Asiago mettendo in sicurezza il muletto e collaborando con il personale del SUEM. A nulla, tuttavia, sono valsi i soccorsi prestati. Sul posto i carabinieri e il personale dello Spisal. Mario Pivotto lascia la moglie, 4 figli e un grande vuoto nella comunità di Lusiana, dove era conosciuto e apprezzato. Non volevamo crederci subito perché è un signore che passava quotidianamente, quasi anche in officina, e si conosceva da vecchia data e quindi siamo rimasti male. Che persona era il signor Pivotto? È un artigiano che sapeva fare sia manualmente sia a livello anche di testa, perché aveva una testa fine, come diceva mio papà,